stata presentata a Udine l'8ª edizione di Suns Europa, il festival di musica, cinema, teatro e letteratura dedicato alle lingue minoritarie europee. L'ottava edizione del Festival Suns Europa è una kermesse che la Regione sostiene con convinzione proprio per questa mission intrinseca nell'iniziativa di tutelare la lingua friulana. Quella è sicuramente un'attività istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e quindi convintamente appoggiamo questo tipo di iniziativa. Ma questa è un'iniziativa che ha una valenza in più, è in grado di mettere insieme minoranze linguistiche sparse in giro per un po' per tutta Europa, facendole parlare a ritmo della musica, dell'arte e della cultura. Questa è la spinta in più che riesce a dare Suns Europa, anche perché oltre a questo, oltre al far parlare e discutere col linguaggio universale della musica, come dicevamo prima, riesce ad avere anche un imprinting importante dal punto di vista turistico, perché fa conoscere il nostro territorio ancora meglio a chi magari non l'aveva conosciuto fino in fondo. Quindi ovviamente questo è il motivo per cui spingiamo su questa iniziativa, che peraltro ha avuto sulle 8 edizioni le ultime 2 ovviamente limitate per il Covid, quindi l'auspicio è che questa edizione possa svolgersi in piena serenità. È un festival importante che non comprende solo la musica ma anche altre forme artistiche, per cui noi lo sosteniamo come ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ormai da anni e continueremo a sostenerlo. Vediamo che c'è una particolare cura non solo per le lingue minoritarie che sono più conosciute, ma anche per le lingue minoritarie che magari possono essere così una curiosità, ma che sono ben insediate nel loro territorio e vanno preservate al pari della lingua friulana, ma sicuramente hanno caratteristiche importanti e che sono peculiari e identitarie di alcune parti d'Europa che si sono evolute con una propria lingua, con un proprio sapere, conoscenza, storia, per cui vi invito a partecipare a questo festival, a assistere, perché avrete un assaggio di quelle che potranno essere anche gli scenari futuri, che includono appunto in una programmazione europea di più ampio spettro tutte le lingue minoritarie, anche quelle meno conosciute.